Buonasera, ciao a tutti, buonasera. Ciao Virna. Ciao Dario. Virna Norbiato è tornata, come avevamo promesso, a farci compagnia, perché questa sera parliamo di ginnastica. Di ginnastica. E quindi lei, insomma, per varie ragioni che potevano chiamarsi Giada o per altri motivi, insomma, lei un po' vicina alla ginnastica. Cioè, è uno sport di famiglia, diciamo, però, tra allora, i vari sport di famiglia. Dobbiamo dare, insomma, dare notizia di Virna è qui, siamo assolutamente in diretta e quindi lei sta bene perché Virna nel weekend, nella domenica ha avuto un piccolo così contrattempo facendo la mezza maratona e quindi sono arrivata al 17° chilometro e poi un po' il caldo, un po' di cose, insomma. Secondo me ti è andato un po' di prosecco, un po' di... No. Vabbè, insomma, comunque è stata... Volevo testare il servizio medico. Lei ha fatto anche, bravissima, lei ha testato, avvicinandosi al running da qualche tempo, ha testato se veramente funziona tutto nell'organizzazione. Funziona, bene, comunque sta bene. Allora facciamo un applauso a Virna perché non sapevamo ancora se era con noi stasera. Invece sì. Bene. Ci tenevo a esserci. Allora parliamo di ginnastica, quindi ogni settimana noi cambiamo sport, disciplina e federazione, l'avevamo preannunciato, quindi un saluto agli amici della Federazione Ginnastica d'Italia, va bene, con il presidente regionale Stefano Danieli. Ciao Stefano, un applauso anche alla struttura. Stefano Danieli, che è il presidente del comitato regionale, ci siamo sentiti tanto per questa trasmissione. Ti abbiamo fatto lavorare molto per contattare un po' tutti. Bene, allora proseguiamo con la presentazione. Proseguiamo con la presentazione con Arianna Alberton, che è l'addetta al settore ginnastica femminile e GPT, ginnastica per tutti. Benvenuta, grazie. Marina Castellani, addetta al settore invece della ritmica. Esatto. Bene, un applauso anche a lei. Ed ora? Continuiamo con Valentina Scavezzon, che è addetta al settore aerobica, nonché giudice. Anche del gruppo dei giudici. Una vecchia, ma no perché si vecchio, come si suol dire, insomma, conoscenza anche dei nostri programmi televisivi, Andrea Facci, un applauso a Andrea, presidente del Corpo Libero Gymnastic Team di Padova. Bene. Buonasera. 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 Francesca Allegri, presidente dell'ASD Gymnasium Treviso. Buonasera a tutti. Domenico Casarsa, presidente della mitica, posso dire così, non si offende nessuno, è una delle società più vecchie di Padova, ha più di 100 anni abbondantemente. 106. 106 anni, la ginnastica Ardor di Padova. Concludiamo con Gabriele Pastrello, presidente della SD San Bugè di Treviso. Aerobica in particolare. Ne approfitto perché San Bugè, vicino a Preganziò, dove abita mio papà Giorgio Bolognesi, che saluto perché è in ospedale, domani torna a casa. Che è stato un campione di calcio, mi pare, è stato un grande portiere del Padova, tanti lo riconoscono, lo conoscono e se lo ricordano, ma insomma, qualcuno mi ha chiesto come sta, lo dico da tutti, sta bene Giorgio, è fatto de ferro, quindi no. Insomma, torna a casa domani dopo qualche giorno così di vacanze in ospedale a Treviso. Bene, cominciamo a parlare di ginnastica, però abbiamo altri due ospiti, io vorrei già salutarli perché la settimana prossima, questa settimana, quindi dal 3, da domani sera a domenica, dal 3 al 6 di aprile, c'è Yes We Bike, quindi saluto, se la regia me ne inquadra un attimo, Giacomo Sbalchiero e Nicola Zucca, e dopo li presenteremo meglio. Grazie di essere venuti. Parleranno di Yes We Bike, è un'anticipazione che abbiamo quest'oggi, ma la prossima settimana tornerà anche Alessandra, eccoli qua inquadrati, quello più senza capelli, così è Giacomo. Allora, di ciclopica, giusto per, e poi insomma comunque ne parliamo dopo. Dicevo, la settimana dove li ho visti? Alla Cori per Padova certo, li ho visti, fanno il servizio alla Cori per Padova. Non ho capito. Ecco, volevo salutare Alessandra Loro, ciao Alessandra che ci segue, la nostra abituale co-conduttrice di questo programma televisivo, è a Roma ancora una volta per questo corso di approfondimento sulle attività sportive. Lei è responsabile di corsi al forum, al centro benessere forum, quindi fa un approfondimento anche per la propria preparazione personale, quindi la salutiamo, l'avremo qui con noi. Allora Stefano, qua sta ginnastica, grande successo, ci sono successi sportivi, ci sono successi organizzativi, tante società. Quante società ci sono nel Veneto? Nel Veneto abbiamo raggiunto circa l'80 di società, sono distribuite, molte sono di Padova,
e qui va proprio un lustro all'amministrazione, al comune, alla provincia, che riesce a dare fiducia a queste società sportive, a questi presidenti che vogliono creare sport. E Vicenza, buona anche Vicenza, Treviso sta crescendo, Belluno sta crescendo, infatti pensavo ci fosse oggi un rappresentante di Belluno, ma non ha potuto essere presente. E Rovigo sta crescendo anche Rovigo, Venezia è sempre un'attività che si svolge, naviga, esattamente naviga. Però diciamo che oggi abbiamo una rappresentativa a Treviso, Padova. Allora, vorrei farti i complimenti perché noi abbiamo ogni settimana una federazione, ma devo dire che qui l'impegno, e fate un applauso al vostro presidente, perché l'impegno che ha dimostrato Stefano non l'abbiamo mai avuto nei rapporti che abbiamo con i presidenti. Riuscire a coordinare un po' le presenze significative. Forse ci tengo questo. Io sono nato, diciamo, ho iniziato a 7 anni a fare ginnastica, poi c'è stato un passaggio tra tecnico, tra giudice, tra dirigente. Dove hai iniziato la tua attività? Io ho iniziato alla SPES di Mestre all'età di 7 anni e poi all'età di 18 anni ho terminato. Bisogna tirare un pochino sul microfono. Ho terminato l'attività e ho continuato come tecnico, come giudice, però ovviamente i passaggi si voleva da dirigente e adesso mi trovo qui. Grazie a alcuni personaggi che mi hanno coinvolto in questo percorso. Ti trovi con società importanti che hanno una grande storia come l'Ardor, ti trovi con organizzatori di eventi, abbiamo avuto campionati italiani, abbiamo avuto tanti eventi, abbiamo avuto dei saggi o come si può dire delle dimostrazioni bellissime. Ne sono orgoglioso di questo, territori. Ecco perché ho cercato di avere qui le società che stanno facendo un percorso importante, difficile, spendendo risorse, perché sapete benissimo che la ginnastica è uno sport bello da vedere, ma da gestire è difficile. Arianna, qui penso che Virna sia più adatta a farti qualche domanda proprio su questa base che viene dal gruppo, diciamo dall'attività di ginnastica per tutti, GPT cosiddetta, perché è un po' la base del vostro sport, cioè dalla base poi nascono tutte le eventuali attività sportive, carriere sportive. Sì, diciamo che la ginnastica per tutti intanto è un bacino d'utenza effettivamente per poi le sezioni agonistiche, perché è la sezione diciamo non agonistica della federazione. Poi, come dice la parola stessa, è ginnastica per tutti, quindi per tutte le età e per tutte le capacità, non solo diciamo per i bambini agli 8 anni, 9, 10. Ecco, la regia ci sta facendo vedere qualche immagine, abbiamo tante immagini oggi da mostrare, quindi un po' le faremo vedere un po' tutte. Sì, diciamo che spaziamo sono un po' da grandine gare. Queste per la ginnastica per tutti. Questa non è proprio la base, diciamo che il per tutti e questo è l'esempio. Ecco già meglio qua. Diciamo allora, che età cominciano queste? Perché la ginnastica è una delle discipline cominciamo da che sotto gli 8 anni con i percorsi di attività motoria, che è il classico trofeo giovani, dove fino a 8 anni si cimentano in questi percorsi motori, l'attività di base, poi passiamo dagli 8 anni fino a oltranza, ecco, dove si cimentano più o meno che... Esatto. Abbiamo visto una signora di 81 anni fare ancora gare, quindi vuol dire c'è una bella carriera davanti. Sì, diciamo che la quarta fascia dalle categorie spazia fino anche gli 80. Voglia. E quindi dagli 8 anni in su poi si possono cimentare e ancora sui percorsi motori, ma anche su gare individuali e gare a squadre, agli attrezzi, sia ovviamente per tutte le discipline, per la maschile, per la femminile, ma anche per la ritmica. Quello che stiamo vedendo è il Synchro Gym, che è una gara di squadra dove si cimentano in un esercizio a corpo libero, quello che stiamo vedendo, un collettivo, e poi 2 esercizi a coppie. Questa può essere fatta e a corpo libero e con gli attrezzi della ritmica. Bene, tu Vienna sai benissimo tutte le varie specialità della ginnastica. Ho sentito che hai detto questa, che cosa? che ignoravo, questa ritmica che hai detto adesso. Guarda, ce lo facciamo la Synchro Gym? No, non capivo ce lo facciamo dire da Stefano. La federazione. Quali sono le discipline, le specialità? Allora, innanzitutto dovevo specificare una cosa e ci tengo a dirlo. Vai. La Federazione Ginnastica d'Italia è la federazione che va alle Olimpiadi. Certo. Ci tengo a dire questo perché? Certo. Perché noi non siamo in contrasto con gli enti di promozione sportiva, ma gli enti di promozione sportiva è un ente riconosciuto dal CONI. Noi siamo una federazione del CONI. Il CONI è il Comitato Olimpico Italiano, quindi cosa vuol dire? L'obiettivo è quello di portare gli atleti alle Olimpiadi.
Beh, abbiamo però tanti esempi di atleti che sono nati, magari qua Francesco ce ne può raccontare qualche esempio, per esempio nella WISP, che sono arrivati e in poi in effetti federazione. entravo in questo, cioè noi dobbiamo collaborare, Certo. creare sinergia in questo modo. Con i vivai. L'ente di promozione sportiva non deve solo rimanere, deve stare a contatto con le federazioni in modo che se c'è il talento è giusto e doveroso che il talento vada nel bacino d'utenza della federazione, che c'è un percorso diverso. Quali sono le sezioni? Sezioni all'artistica maschile e femminile. Speriamo l'artistica. La ginnastica artistica è composta a maschile è composta da 6 attrezzi. Il volteggio, le parallele, il corpo libero, le parallele simmetriche, il corpo libero, gli anelli e il cavallo con maniglie e la sbarra, i 6 attrezzi. Cioè, qui ci viene in mente da Menichelli in poi, insomma, il Signore degli Anelli, a me anche Menichelli, vista l'anagrafe. alla sbarra, l'olimpionico alla sbarra, e questi sono gli attrezzi. Mentre per la femminile, la ginnastica artistica femminile, abbiamo 4 attrezzi: la trave, il corpo libero, il volteggio e le parallele asimmetriche. Per quanto riguarda la ritmica, il cerchio, la fune, la clavette, il nastro. Mentre per l'aerobica, ovviamente l'aerobica è la parola stessa che lo è nuova indica. un po' l'aerobica, è una nuova, new Non è entry. una disciplina tempo c'è? ancora olimpica. Non è ancora una disciplina olimpica, speriamo che arrivi, no Valentina? Speriamo che si faccia di tutto. E il trampolino elastico. Il trampolino elastico è una disciplina olimpica, però nella nostra regione per il momento abbiamo una società solo, che è la Bentegodi di Verona. Stiamo cercando di pubblicizzarlo il più possibile, di coinvolgere le società, le nostre società, di poter... Ci vuole un soffitto alto. Esattamente, ci sono... E in effetti qui arrivo, per fare la ginnastica artistica ad alti livelli ci vogliono degli spazi. E grazie a queste persone che oggi abbiamo qui in studio, che ci credono, danno il massimo per poter riuscire ad avere spazi, che è difficile perché per avere degli spazi. E il GPT. Il GPT è l'attività dove noi partiamo per poter avere le risorse per far lavorare dopo tutto. Marina Castellani, allora raccontiamo un po', intanto un applauso anche a Marina, perché la vedo tutta molto allora, sta ritmica. Quando si parla di ritmica a Padova si parla di Marina Insomma, Castellani. quante clavette hai fatto lanciare, quanti nastri? No, io sono soltanto la direttrice tecnica regionale. Ecco. Lavorano bene e tanto le tecniche delle società. Io anche sono tecnica di una società, ma le società eccellenti che ci portano tanto onore nel Veneto e in Italia, in questo momento insomma l'Ardor sta producendo, è l'unica società in Serie A che abbiamo nel Veneto, e ha prodotto ginnaste e tuttora produce ginnaste di gran valore. 2 sono presenti qua, sono 2 ginnaste nazionali. Abbiamo avuto Giulia Galtarossa che ci ha rappresentato ai campionati del mondo, per cui è vincendo, e adesso è assistente della nazionale italiana, della tecnica della nazionale italiana, per cui insomma devo dire che ginnastica ritmica è poco conosciuta, forse così, non così tanto come il calcio, ma è uno sport estremamente frequentato e molto amato, per cui ci sono tantissimi praticanti ed è per questo che si riesce poi anche ad arrivare alle più femminile ovviamente, è solo femminile. Non so se è presente la pubblicità di Mastro Lindo. come si chiama? Mastro Giacomo. No, l'atleta della nazionale del rugby. L'atleta della nazionale di qui rugby. ci fosse l'Alessandra, Castro Giovanni. lo sai dire. Ecco. Castro Giovanni. Castro Giovanni. Bene. Castro Giovanni. E lui fa pubblicità Che con la figuraccia. ginnastica. No, lui fa la pubblicità nel senso che cerca di fare ginnastica, ma ovviamente È solo femminile. anche fisicamente è proprio orribile da vedere. Bene, diciamo, ecco. allora Valentina adesso ci racconta un po' della aerobica e anche un po' del ruolo importantissimo dei giudici. Facciamo un applauso intanto anche a Valentina Scavezzon. Allora, Valentina. La ginnastica aerobica è tra le sezioni più giovani della Federazione Ginnastica d'Italia. Dovrebbe esserci stato il primo europeo nel 2009 e proviene da una federazione di fitness e quindi è stata proprio tra le ultime sezioni nate nella federazione. È comunque una ginnastica un po' a tutto tondo, perché è sia maschile che femminile ed anche mista. Noi abbiamo specialità di singolo maschile, singolo femminile, coppia mista, trio, gruppo, dove possono partecipare infatti quindi maschi e femmine insieme.
è un po' l'assieme di tutte le altre sezioni della ginnastica federale, in quanto ci sono elementi sia dell'artistica maschile, dell'artistica femminile, molti della ritmica, quindi è un'attività comunque complessa, ma dove tanti atleti possono trovare comunque una loro collocazione. Acrobatica Sì. in qualche modo. È acrobatica e ovviamente è come la ritmica una sezione compositiva, artistico-compositiva, perché la parte coreografica è molto importante, però questo lavoro insieme dei ragazzi con le ragazze è molto importante. Si può dire che è un bello. pochino più giocosa? È molto Cioè, un po' difficile più- a livello tecnico e di Quindi c'è preparazione molta fisica. componente tecnica, anche se uno Sì, pensa non che... sembra, perché lo scopo è come anche nella ginnastica ritmica, non far vedere la fatica. Quindi non sembra complicato a vedersi, perché non deve sembrare complicato. Tu hai mai fatto questa aerobica, Stefano? No. Oddio. Ha detto che è anche Quando maschile, fai- potremmo quando provare fai- anche noi. Sì, quando vai a ballare provi, e alla fine devi raggiungere Bene. il movimento aerobico. Da che età si può cominciare a fare aerobica? Esattamente come le altre sezioni della Federazione Ginnastica, ok. perché le gare iniziano comunque a 8 anni compiuti, quindi... Quindi non è necessario un pregresso di No, la ritmica, di base, artistica, no, di la base è esattamente, si possono prendere bambine da tutte le sezioni della ginnastica federale, perché comunque è composta da tutte queste specialità Componenti, messe certo. insieme. Senti un po', il ruolo dei giudici, visto che è uno sport che è giudicato, quindi ci vuole un'altissima competenza, una capacità di conoscere molto bene tutto. Ecco, com'è? È un impegno, anche nella federazione immagino ci sia È una grossa uno responsabilità sviluppo. su tutte le sezioni della Federazione Ginnastica, il corpo essere un giudice. Perché Ma è vero comunque- paradossalmente che quando si ha magari, è inevitabile che un giudice possa incontrare degli atleti magari della propria società? No, è il contrario, so cosa sta dicendo, ma di norma vengono anche... sto dicendo, è vero che si è un pochino più rigidi con i propri? Molto, in teoria sì. Io conosco bene il mondo del pattinaggio, perché le mie figlie pattinano, ma più o meno succedeva questo, che quando c'erano dei giudici che dovevano magari chiudere un occhio, invece ne aprivano 3. Assolutamente, E proprio quindi credo succede che venga È verissimo, sottolineato esattamente il perché- contrario. C'è un tecnico che prepara, che sa esattamente com'è l'esercizio, com'è strutturato e lo va a giudicare. È ovvio che ha tutti gli critico- elementi, ha un occhio l'occhio critico ancora critico più c'è. sviluppato nei confronti delle Infatti volevo atlete. aggiungere una cosa, queste attività, cioè la ginnastica è nata con le due sezioni, artistica maschile e femminile. L'evoluzione della ginnastica ha portato, perché esiste la ritmica, hanno inserito l'aerobica e il trampolino elastico, per non perdere gli atleti. Noi abbiamo coltivato parecchi atleti, però alla fine un atleta non arriva sempre a 18-19 anni a fare l'atleta. Però non volevamo che quelli a 16 anni smettessero di fare attività. Quindi è stata fatta proprio un'azione di forza, dire non possiamo Un perdere ponte, gli atleti, dobbiamo. certo. La femminile, quando aveva una certa età, non ce la facevano più, perché a livello morfologico non riuscivano più a salire sopra gli attrezzi. Quindi cosa succedeva? Andavano via, si perdeva l'atleta. Quindi abbiamo detto, con l'aerobica si poteva Continuare aggiungere un po'. qualcosa in più. E ecco perché è nata l'aerobica. Scusa, l'aerobica ma anche la ritmica. Però la ritmica ovviamente adesso ha proprio sconvolto tutto. Adesso c'è bisogno proprio che inizi Una disciplina dall'inizio specifica, a 6 quindi. anni e quindi faccia solo Allora, quell'attività là. non so come siamo messi in regia con i tempi, però finché non ci chiamano noi siamo... finché non ci Andiamo dicono avanti, allora un adesso minuto, presentiamo un minuto anche alla prossima presentiamo pausa. solo le squadre, le società che abbiamo presenti, visto che abbiamo i rappresentanti delle rispettive società. Allora, inquadrando Andrea Facci, che salutiamo nuovamente con un applauso, inquadriamo anche gli amici del Corpo Libero. Allora, la regia può inquadrarli, sono qui alla mia sinistra, salutate, alzate la mano così vi vediamo. C'è anche, facciamo un applauso a Francesco Schiavo, scusatemi, ma e tutti i ragazzi che vedo qua, che poi Francesco ci aiuterà a conoscere. Abbiamo detto e parlato, visto che parliamo da questa parte, di San Bughet, e quindi un applauso alla squadra di San Bughet, che è della provincia di Treviso. Poi rimaniamo da questa parte delle società con la Alfa Maserà. Benvenute l'Alfa Maserà e un saluto particolare Iris Rocca. a Iris Rocca. Ciao Iris, che conosciamo
anche per altre sue grandi capacità, qualità, Sì, soprattutto certo, nella zona assolutamente. delle Terme Ugane. Sì, è un addetto stampa. Addetto stampa Poi abbiamo quest'altra bella squadra, È Ardor Padova. l'Ardor Padova, presentata così un po'. Che, come diceva Marina Castellani, sono 2 ginnaste che gareggiano in Serie A. E poi ce le mi presenta pare di vederle. il Mi pare presidente. che siano... Chi abbiamo presidente tra le ginnaste che... Mi mettete in grossa difficoltà. Allora gli facciamo girare il microfono. Sì, Ho ecco, capito. sarebbe opportuno perché non vorrei sbagliare. Non vedi da vorrei mai lontano, sbagliare, diciamo. perché io le conosco tutte, però i nomi siamo in tanti. Va bene, allora dopo ne parliamo. dopo facciamo girare. Femminile e ritmica qui. Sì, Femminile. Serie A femminile e vabbè. Serie A maschile. Abbiamo i ritmica. maschi e femmine, Sì. giusto? Esattamente. Siamo No, stati bravi. no, neanche- L'Ardor L'Ardor ha fa tutte e due due. È squadre in complicata Serie A. sta roba. no, ma Due aspetta. squadre in c'è? Serie A di artistica femminile e di ritmica sportiva. Sono 2 squadre, 2 serie. Perfetto, sono 2 Quindi- Serie A. Comunque se si alzano in piedi un attimo io magari... Ma lo facciamo dopo la pubblicità, va perché bene. sono quasi certo che la regia ora ci richiama all'ordine, giusto così? Diciamo bene, giuria? Ok, Sì, giuria, allora... regia. Allora, giuria punteggio. Regia, mi sbaglio sempre. Va bene, un applauso dai alla regia e andiamo avanti con la pubblicità. A dopo.